Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Elia del Grande è di nuovo in fuga, la seconda in pochi mesi da quando si era allontanato dalla struttura di Castelfranco Emilia in provincia di Modena, dove era stato sottoposto a misura di sicurezza perché ritenuto ancora socialmente pericoloso dopo aver scontato la pena per aver sterminato la famiglia nel 1998. Chi è stato del male ai familiari? Cioè, mia madre, mio padre, mio fratello. Domenica scorsa ha fatto perdere le sue tracce dalla casa lavoro di Alba a Cuneo, dove era stato trasferito. Era in servizio presso la mensa della Caritas. Del Grande avrebbe dovuto terminare i mesi di misura di sicurezza qui in questa struttura. Uscito il giorno di Pasqua grazie ad un permesso, sarebbe dovuto rientrare la sera. È arrivata una persona, una donna con una bambina quel pomeriggio lì, mi ha chiesto di poter fare due parole, mi dice un corti legale, ho detto guarda non allontanate. A un certo punto non li ho più visti, poi mi ha mandato un messaggio dicendomi Domenico tranquillo arrivo e non è arrivato. Il 13 aprile sarebbe dovuto terminare il periodo di affidamento. Del Grande avrebbe potuto lasciare la struttura, ma dopo un incontro avvenuto il 26 marzo il Tribunale di Sorveglianza si sarebbe riservato di decidere per una proroga forse di un altro anno. Potrebbe essere stata questa la molla che ha fatto scattare la nuova fuga. Il 30 ottobre scorso si era calato con delle lenzuola annodate dalle mura della casa lavoro di Castelfranco Emilia, sparito per 14 giorni. Era tornato nel paese del Varesotto, dove era nato e cresciuto e dove aveva compiuto il triplice omicidio. E qui nella casa di Cadrezzate che il 12 Buonasera e bentornati a Giallo Radio Club. Oggi sono in trasferta anch'io, ma oggi parliamo di nuovo di Elia del Grande, torniamo a parlare di lui. L'autore di una delle stragi più efferate della nostra storia criminale, aveva solo 22 anni, quindi sterminò la sua famiglia, il padre Enea, 58 anni, la mamma Alida, 53 e la sorella. Perché, no, scusate, il fratello Enrico, giustificandosi, insomma, perché era arrabbiato, perché loro non volevano che frequentasse una ragazza. Adesso non sappiamo poi le vere motivazioni. Oggi che parliamo tanto di violenza giovanile, ci troviamo anche a commentare fatti molto simili a quello di Elia del Grande e di grande attualità questa storia, perché poi Elia, dopo che è stato condannato all'ergastolo in primo grado, 30 anni per una riconosciuta semi-infermità in secondo grado, ha scontato 25 anni in carcere e dopo aver scontato questi 25 anni è stato inviato, come spesso accade, in una casa famiglia per fare dei lavori, insomma, socialmente utili, diciamo, no? Per finire di scontare la sua pena. L'anno scorso, a novembre, è evaso da questa struttura nell'Emilia dove si trovava e poi è stato ritrovato dopo qualche mese a casa sua, a Cadrezzate, proprio nell'appartamento sopra il famoso forno, perché loro erano panettieri, infatti veniva chiamata la strage dei fornai, dove aveva abitato e dove aveva sterminato la famiglia. Diceva appunto che voleva tornare alla normalità, che vivere in queste case famiglia per lui non era una normalità e la normalità significava tornare nel suo paese di origine. Incredibile, era a due passi, infatti l'hanno trovato subito. Dopo averlo trovato ovviamente è stato riportato in un'altra di queste strutture di recupero, diciamo, di riabilitazione in Piemonte, ad Alba, e qui il giorno di Pasqua ha avuto un permesso per uscire e quindi ha approfittato di quel permesso per uscire. Tra l'altro sembra che sia andata a prenderlo una donna con una bambina e poi non è rientrato. Questa volta ovviamente sono andati subito a Cadrezzate a vedere se era tornato lì, ma non l'hanno ancora trovato, quindi non sappiamo assolutamente dove si trovi. Sicuramente i giudici hanno riconosciuto una certa pericolosità sociale e direi anche perché comunque ricordiamo la semi-infermità che gli era stata riconosciuta. Parliamo di questa storia che ci tocca tanto proprio perché per questa seconda parte, diciamo,
ha espiato quello che doveva espiare, 25 anni, ma poi è fuggito e continua a fuggire. E ne parliamo con Gabriele Moroni, il nostro carissimo amico Gabriele Moroni, ex inviato del Giorno, del Quotidiano Nazionale, che di questa storia si è occupato sin dal 1998, quando avvenne. Bentornato Gabriele. Ben trovata Laura, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, Gabriele, avevamo parlato proprio di Elia pochi mesi fa in occasione della sua prima evasione, che era durata poco, e torniamo di nuovo a parlare di lui. Intanto ho il giornale che mi sta cercando, Laura. Ecco, l'hanno trovato? Prova a rispondere se l'hanno trovato. Sì. Se vuoi rispondere, poi magari ci dici. Sì, ti devo richiamare. Sì, trovato alle 13:30 nella zona di Varano Borghi. Come? Scusa, non ho capito bene. Nella zona? È stato preso nella zona di Varano Borghi, siamo sempre nel Varesotto. Voleva tornare di nuovo a Catrezzate. Era comunque in zona. Stiamo facendo tutto in diretta, Laura. Che bello! Ma è uno scoop, lo scoop di Radio Libertà con il grande Gabriele Moroni. Tutto in diretta. Dai, raccontaci tutto in prima persona. Dunque, è stato... siamo sempre nel Varesotto e attorno alle 13:30 è stata notata, erano i carabinieri di Gallarate, hanno visto questa Fiat 500 che era stata rubata nella zona del cimitero di Lentate, che è una frazione di Sesto Calende. C'è stato questo incrocio, siamo sulla provinciale 18 e Del Grande ha cercato di eludere il controllo, è entrato nella strada privata che dava accesso a una casa privata. La manovra non è sfuggita ai militari che hanno bloccato l'auto e uno dei carabinieri si è avvicinato al lato guida intimando all'autista di scendere, e Del Grande ha tentato una manovra provocando anche delle lievi lesioni a uno dei carabinieri, no? Comunque è stato immediatamente bloccato e è stato arrestato. È stato arrestato per resistenza pubblica ufficiale e lesioni personali. Il prossimo approdo sarà il carcere di Varese. Ecco, questo è tutto quello che so. Quindi, aspetta, torniamo un attimo indietro. Lui, se lo avessero trovato in condizioni, diciamo, più o meno normali come l'altra volta, senza questa resistenza di questa volta, avrebbe dovuto fare 6 mesi in più rispetto ai 12 che già avevano deciso che avrebbe dovuto fare. Adesso rischia molto di più. Certo, adesso è stato arrestato. Prima era un uomo libero. Tu come leggi questo comportamento? Era un uomo libero e adesso non lo è più perché ha commesso due reati. Avrebbe fatto 6 mesi in più per questa vacanza e invece adesso è in carcere e deve rispondere di due reati. E come diceva Don Corleone nel Padrino, ogni uomo ha il suo destino. Quello di Elia Del Grande è quello di vivere una vita sbagliata, insomma. Molto sbagliata, direi. Cioè 25 anni di carcere non sono serviti a questa persona. Non sono serviti e forse non ne servirebbero altrettanti, perché credo che per il Del Grande sia proprio un fatto, come dire, costituzionale, ecco, quello di genetico. Alla fine è una vicenda drammatica, triste, non dimentichiamoci la scia di sangue che si lascia alle spalle questa persona, e quel 7 gennaio del 1998 per noi che abbiamo vissuto è un ricordo indelebile. Soprattutto è indelebile il ricordo della ferocia. Ricordaci quel giorno, se hai voglia, insomma. Quel giorno uscivamo
dalla giornata dell'Epifania, che per i giornalisti è sempre una giornata di lavoro, Laura, non devo dirlo a te. Certo, perché si esce il giorno dopo. Di questo autentico massacro, e l'unico sopravvissuto era il figlio più piccolo, questa coppia di fornai, il loro figlio maggiore Enrico, e i sospetti si appuntarono soprattutto immediatamente su Maria del Grande, anche perché non darono a uscire i suoi trascorsi, ma trascorsi di violenza che risalivano addirittura all'infanzia. Quindi lui venne bloccato quando stava dirigendosi verso la Svizzera. La Svizzera, sì, perché non è lontano. Senti, Gabriele, ma ti ha convinto la motivazione per cui lui ha ucciso? Allora, ricordiamo il processo con 3 ergastoli, poi ridotti a 30 anni, e non se ne parlò più, veramente i riflettori si spensero, tranne quando si riaccesero per un tentativo di evasione dal carcere di Pavia. Ma quello che ti devo dire, che mi ha molto colpito, Laura, sono state le parole che mi ha detto il sacerdote del responsabile della Caritas di Alba. Sì, oggi sul giorno c'è questo articolo, in questa casa lavoro, e sì. Quella di Pasqua era la sua prima licenza per fare attività di volontariato alla mensa, con un'ottantina di ospiti, fra volontari, povera gente, erano 77 ospiti. E Don Domenico, che reputo da laico, comunque una persona veramente eccezionale, quelle persone che ti dici, ecco, se dovessi indicare qualcuno toccato dalla grazia, questo è lui. Mi parlava dell'enorme ferita che aveva subito, proprio del tradimento, perché Del Grandi si era offerto come una persona completamente ravveduta, ravveduta, conscia di tutto ciò che aveva fatto, ma pronto, sia pure pronto, tardivamente pronto, scusa l'ossimoro, a dare una svolta alla sua vita. Ecco, questo è... Cos'è che ti ha raccontato? Cosa avrebbe voluto fare lui? L'onore e la delusione di questo sacerdote, che aveva dato veramente un'ampia, una carta bianchissima a Del Grande per poter così dare un colpo di vara a 50 anni alla sua vita violenta, sbagliata, e purtroppo non è stato. Torniamo al discorso che ogni uomo ha il suo destino. Senti Gabriele, scusami, sì, ma al sacerdote lui cosa raccontava? Cosa avrebbe voluto fare? Qual era il suo sogno? Era quella di domenica, era la sua prima giornata di volontariato. E poi il progetto, c'era un percorso all'interno della Caritas, lui si sarebbe occupato dei locali, soprattutto del dormitorio, tenere ordine, fare le pulizie. Ecco. Era proprio il suo primo giorno. Sì, no, io voglio dire i suoi sogni, perché siccome lui la prima volta che è evaso l'inverno scorso e poi l'hanno ribeccato proprio a Cadrezzate, ha detto che il suo sogno era tornare nella sua città, quella dove ha fatto la strage peraltro, e nella casa dove ha fatto la strage. Ecco, voglio capire adesso se il suo sogno era cambiato, i suoi progetti erano diversi, non so, voleva farsi una famiglia, quando avrebbe finito, diciamo. Ma per ora, quanto ho capito, il progetto nell'immediato era appunto quello del volontariato alla Caritas. Questo proprio nell'immediatezza, nei prossimi mesi. Poi se ci fosse ricordiamo che lui venne arrestato proprio sopra la panetteria di famiglia, sì, locali tuttora di sua proprietà, dopo che aveva vagato nella zona, era andato con
in giro sul lago di Sul Monaco. pedalò. Sul pedalò. E quindi io adesso oggi scriverò lo sto scrivendo, anche mi scuso del ritardo con cui mi sono messo. Ho risentito Don Domenico. Domani ti leggeremo tutti. Che mi ha detto, al di là del tradimento della mia fiducia, a me spiace una cosa, che Elia del Grande abbia fatto del male una volta di più del male a se stesso. È vero. Sono è vero. parole piene di amarezza di un uomo veramente molto colpito di immagini di bontà, di sincerità, di altruismo, in questo sacerdote che purtroppo ha subito, e lui l'ha detto chiaramente, un tradimento. Ed è una definizione, credetemi, voi che mi ascoltate, una definizione che racchiude tutta la sofferenza, tutta la delusione e la disillusione di quest'uomo. Però è una disillusione, io direi, cioè no, il tradimento a tutta la società, perché il valore del carcere come rieducativo è costituzionale per noi, però poi quando succedono queste cose, e ne sono successe anche in passato, allora dici, vabbè, allora forse c'è gente a cui una seconda possibilità non andrebbe nemmeno data. Perché per dire, io ho intervistato, anche tu avrai intervistato banditi di un certo livello, di un certo calibro, li abbiamo anche intervistati qui in radio, che nella loro vita, comunque nella loro vita criminale, hanno fatto tantissime evasioni peraltro, e quindi poi sono ritornati dentro, cioè voglio dire, a un certo punto forse, non lo so, bisognerebbe rivedere un po' tutto. No, è ovvio che noi non vogliamo che una persona stia dentro tutta la vita per forza e che il carcere sia ostativo per tutti, però forse ci sono delle volte in cui, non lo so, magari un carcere migliore, ma però quello che più dici ostativo. è un'affermazione, Laura, assolutamente giusta e condivisibile. Io ti posso fare un esempio. Io ho conosciuto bene Pietro Cavallero, e parliamo di uno dei più feroci banditi degli anni 60, quel pomeriggio del settembre 1967 a Milano. Noi, dico io, tu Laura sei giovanissimo, ma chi come me a qualche anno lo ricorda bene, insomma. Però io posso assicurare a te, chi ci ascolta, che il cavaliere che io ho conosciuto all'Arsenale della Pace, Balloon, di Ernesto Olivero, era tutta un'altra persona. Ecco, vorrei usare il termine redento, se non è un termine eccessivo. E non è stato il caso di Elia del Grande. No, probabilmente lui, Non è stato... ecco, tu cosa ricordi cioè proprio del momento dell'arresto? Lui o del processo? Si è mai pentito? Ha mai chiesto scusa? Come ha giustificato il suo comportamento? Credo che ci siano state, delle scuse televisive. Io ricordo quando arrivò, venne portato in tribunale a Varese, in piazza Stazione delle Alpi. Era veramente un ragazzino, faceva... lo vediamo colpiva vedere questo ragazzino giovane, sì, proprio con la faccia ancora infantile, la scriminatura dei capelli, con un'aria ammanettata, ma con un'aria completamente di completa indifferenza, quasi di sfida. Assomiglia a qualcuno. Non credo che ci sia stato un momento di pubblico ravvedimento, se non, e qui non vorrei sbagliare, vado un po' a memoria, se non in occasioni di qualche trasmissione televisiva. Ma come si vede, Elia del Grande ha seguito il suo destino fino in fondo. Non al processo. Ma poi come mai gli venne riconosciuta la semi-infermità? Ci fu un grosso lavoro degli avvocati Aurelio e Maccapani, che veramente lavorarono a fondo. Parlavo con l'avvocato Aurelio l'altro giorno, loro proprio studiarono a loro volta, non si limitarono a nominare dei consulenti. E mi diceva l'avvocato Aurelio che è quello di abbassare la pena
dal carcere a vita a 30 anni, fu in questo quadro fu un successo. Quando lui e il collega Macapagna andarono in carcere a Pavia, dove era detenuto Del Grande, per comunicare che in fondo c'era stato qualcosa di positivo, non li fecero entrare. Perché? Perché Del Grande aveva revocato la nomina. Forse si aspettava la soluzione, si aspettava la non punibilità perché è fermo di mente. Sì. In realtà lui aveva agito lucidamente, giusto? Raccontaci un po' come aveva ricordi agito, aveva arruolato un complice che era un amico che faceva lo stalliere, che all'ultimo momento non ebbe paura, non sparò, però agì con una determinazione. Fu proprio un agguato domestico quello in cui caddero i genitori, e Via Del Grande agì con spietatezza. L'ultimo a morire fu Enrico, il fratello, che riuscì a telefonare, a dare l'allarme. Feroce lucidità coniugate nello stesso atto. Pazzesco. A me ricorda un po' Pietro Maso, no? Non so, a vederlo anche. Sì, ma è proprio la lucidità, la determinazione, la mancanza di empatia. Maso fece diversi tentativi, quantomeno ne progettò diversi. Del Grande, per quello che ne sappiamo, concepì e attuò un unico progetto. Sì, veramente pazzesco. Ma il motivo era veramente perché a loro non piaceva questa ragazza domenicana che frequentava? Sì, questo è il motivo confessato. Dall'altro, quello di Santo Domingo, di Aprilio Locale, fu proprio una specie di ultima spiaggia della famiglia per dare una collocazione, un ubicon system a questo ragazzo, indubbiamente, diciamo, difficile con eufemismo. E poi nacque l'amore con questa ragazza, un amore osteggiato dai genitori e dal fratello, e io credo che veramente fu quello l'amore, anche perché il progetto di Del Grande in fuga era quello di raggiungere la Svizzera e poi di ingolarsi per il Sud America. Era un progetto economico anche, dai. No, il movente economico ci stava anche. Lui è tuttora tenutario di proprietari locali sopra la periferia. Io sono ancora suoi, tanto è vero che c'è andato a dormire l'altra volta. Sono amministrati dalla Compagna. Sì, e questa è un'altra cosa, posso dire, assurda. Sì, diciamolo pure. Diciamolo anche pure. perché Intanto sto prendendo le misure del pezzo, Laura. Tutto in diretta. Ma puoi dire che l'hai detto in diretta a Radio Libertà? No, lo sto vedendo quanto devo scrivere. Beh, credo che abbiamo dato un piccolo saggio degli amici le amiche e gli amici che ci ascoltano di come tu e io facciamo giornalismo, Laura. Certo, in tempo reale. Ma quindi a questo punto ci sarà un processo per direttissima, giusto? Perché resistenza. Sì, no, ma c'è anche l'evasione, però. Ci sia la direttissima, credo. Ma tu sei più giudizialista di me. Sì, secondo me è già poi c'è l'evasione, ovviamente, perché comunque evasione, comunque lui qui siamo perché lui non era stato detenuto. È vero. Come anche per quando era ospite, diciamo così, della casa di lavoro di Castelfranco, del Modenese, non era un detenuto evaso, ecco, perché è una persona libera. Per cui adesso ci sono 2 reati penali, ecco. Chissà perché uno poi agisce così, perché è stato un po' stupido, possiamo dirlo, cioè non è stato tanto intelligente. Voglio dire, vuoi evadere, falla bene, vai all'estero in qualche modo, fai perdere le tue tracce. Sì, vai in Sardegna dove è vissuto a lungo, però vedi, c'è proprio questo richiamo di casa. Sì, richiamo di casa. Poi vedremo dove ha trascorso questi pochi giorni. In fondo è una fuga
che è durata quanto? 3 giorni. Ma senti, è andato a prenderlo una donna con una bambina, può essere che loro l'abbiano aiutato, non lo sappiamo ancora. Ecco, questo perché c'è un fascicolo per Chi è questa favoreggiamento qui? aperto a carico di ignoti. Mi diceva anche Don Domenico che dimostravano familiarità, che si conoscevano con la donna e la bambina. Però lui non l'aveva Quindi mai ecco, vista. sono due figure, quella della bambina no ovviamente, ma quella della donna è una figura ancora da decifrare. Vediamo se Elia Del Grande ci aiuta a farlo. Beh, certo. Senti, facciamo una pausa di un minuto, se vuoi torniamo, dimmi tu, se poi tu preferisci come vuoi tu. Per me abbiamo ancora qualche minuto per chiacchierare dopo la pausa. Va bene, volentieri. Ok, allora pausa di un minuto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Una coppia in crisi. Essere o non essere? Durata approssimativa 3 ore e 45. 3 ore cosa? Hai dello Xanax? Un omicidio. Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile. È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie. Questa storia inizia a eccitarmi. Il delitto del terzo piano. Dal 16 aprile, solo al cinema. Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Socento non è di qua, mi sembra straniera. Sono svedese. Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno. Nato a Stoccolma, occhi belli. Sorridete, per favore. Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema. Officine Ubu presenta C'è da organizzare una cena. Per chi? Per Franco, Spagna, 1939. Gli chef sono tutti in carcere. Sono rossi. Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente. Nella Spagna di Franco non c'è posto per me. L'unica via di salvezza è la fuga. Che fuga? A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? A te la linea, Laura. Eccoci, siamo tornati qui con Gabriele Moroni in diretta. Ha dato la notizia che Elia Del Grande, l'autore della famosa strage dei fornai a Catrezzate del 1998, che era evaso di fatto, cioè era scappato dalla struttura dove si stava riabilitando per l'ultimo periodo della sua, diciamo, storia detentiva, era evaso il giorno di Pasqua ed è stato ritrovato. Il problema è che è stato ritrovato in una maniera alquanto rocambolesca, perché non solo ha resistito al posto di blocco dei carabinieri dopo aver rubato una Fiat 500 sempre nella zona di Lentate, Sesto Calende, insomma intorno a casa sua, e poi dopo ha anche ferito un carabiniere nel tentativo, insomma, di vincolarsi. Ecco, quindi ha peggiorato la sua situazione. A questo punto è stato arrestato e quindi dovrà rispondere anche di resistenza a violenza pubblico ufficiale, lesioni, insomma, pubblico ufficiale. Per cui insomma la situazione peggiora di nuovo. Non voleva, non era ho impiegato utilmente questa breve pausa per inviarti il comunicato dei carabinieri di Varese sull'arresto Del Grande. Vediamo come sta tutto più che mai in diretta. Come sta il carabiniere, perché poi insomma il comunicato parla di leggeri scoriazioni. Sì, infatti le pattuglie di Gallarate hanno incrociato l'autovettura in questione lungo la SP18, come aveva detto già Gabriele, e Del Grande ha tentato di eludere il controllo, ma adesso è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ma è incredibile. Ecco, io credo che per certe persone, non so, ci sia un'alta capacità criminale. Ecco, da bambino che problemi aveva? Hai detto che comunque aveva, diciamo, ma era seguito o no? Allora ho perso la tua voce, perdonami.
Ah no, dicevo, siamo tornati a quando era bambino, perché secondo me poi dopo sempre lei. Allora, ci sono persone, io credo, almeno questa è una mia idea, che nascono con una, non lo so, capacità criminale, ecco, che poi viene sedata o coltivata, ecco. Ecco, cosa faceva lui da bambino? Perché tu hai detto comunque che è sempre stato un bambino problematico, impegnativo. Era seguito? Ehm, Sì, beh, c'erano stati degli sforzi dei genitori di farlo seguire, anche questo soggiorno a Santo Domingo rientrava in questo quadro di tentativo, chiamano di correzione del ragazzo, però purtroppo i risultati non ci sono stati. Ho capito. Non Un si- po' come cioè, adesso questo Elia del Grande, a quei tempi non c'era nemmeno il cellulare, o era proprio l'inizio, sicuramente non c'erano i social e quindi il modo di alimentare queste capacità, diciamo, criminogene era un altro. Oggi succede come quel ragazzino di 13 anni che accoltella la professoressa, tenta di ucciderla, alimentato dai social, ma non è che siamo tanto lontani, no? No, ovviamente i social, l'informatica, i telefonini, i computer fanno molto dal punto di vista dell'immediatezza, diciamo, del raggiungimento del messaggio, però certi meccanismi, certe problematicità credo che non siano mai, perché c'è ovviamente quella componente personale, c'è la componente famiglia, c'è la componente psichiatrica, e questo prescinde veramente da tutta l'avanzata tecnologica a cui abbiamo assistito. Il caso del ragazzino di 13 anni, che non è certamente il primo episodio sanguinoso che avviene in una scuola da parte di un ragazzo che aggredisce, colpisce un docente. Io credo anche, farò un discorso banale se vuoi, che alcune regole siano cambiate, insomma, ovviamente da quella che era la mia generazione, la mia epoca, quando c'era un concetto di autorità fin troppo ferreo nella famiglia, nella scuola, per cui le ragazze andavano con le miule, gli insegnanti ci davano delle che eravamo ragazzini di 15 anni, si sia forse passato a una parte una modernizzazione assolutamente giusta e a passo coi tempi, dall'altro a un certo allentamento che non ha giovato alla chiamiamola la chiarezza dei rapporti, ecco, e dei ruoli. È vero, al di là poi delle diciamo di follie che non sono follie, attenzione. Quali sono i casi di minori delinquenziali che ti hanno colpito di più in questi anni, in tutta nella tua carriera, insomma, quelli che ti hanno più che ti sono rimasti dentro? Immagino già la risposta. Sì, è quella che ti aspetti, Eric e Omar hanno vinto. Eric e Omar credo che abbiano, per me, per in questi anni di lavoro, l'episodio che più mi è rimasto, insomma, e che ho continuato a seguirmi in tutti questi anni. Io faccio una piccola confessione, io Erika l'ho rintracciata pochi anni fa nel Bresciano, però non è stato possibile instaurarlo su un comò, cosa che c'è da aspettarsi peraltro. Invece lui, però, lui ha avuto una storia diversa di resilienza, nel senso che, a differenza di lei che ha scelto di rifarsi una vita, è diventata mamma, lontanissima dai riflettori di chiunque,
con il papà che l'ha perdonata, insomma sappiamo la sua storia, è stata da Don Mazzi, eccetera. Lui invece adesso ha avuto guai con la giustizia di nuovo per maltrattamenti nei confronti della compagna. Sì, ovviamente due destini diversi. Sai, allora fiorì subito una certa iconografia per cui Erika era l'elemento dominante della coppia, era la piccola mantide, no? Era molto comoda come iconografia. In realtà i rapporti e anche le carte processuali dimostrano più equilibrati, non c'era questo rapporto di supremazia da parte di uno e di sudditanza da parte dell'altro. Certamente sono persone che hanno avuto convinti uno con l'altro, no? Io penso anche alla figura parlando della vicenda delle bestie di Satana, penso alla figura di Elisabetta Ballarin, che non è mai stata una bestia di Satana, ma che ha avuto, devo dire, la sventura di trovarsi in quella vicenda, di ritrovarsi parte di un delitto. Io la vedo più anche come una vittima, in un certo senso. Comunque una persona che con il lavoro e con gli studi ha veramente chiuso con un passato nel quale era rimasta coinvolta. Ma sicuramente Erika e Omar sono l'episodio che più ricordo. Beh, c'è anche quel ragazzo di Paderno, Dugnano, che aveva sterminato il ragazzo di Paderno, con una strage familiare, ecco, anche di come si passi. Ecco, un Elio del Grande ha una storia dietro, una storia che inizia quando aveva 9-10 anni. Nel caso del ragazzo di Paderno, nel caso di Erika, sono vicende azioni che sembrano uscire ex abrupto. In realtà no, chissà che tensioni ci sono, che sotterranee, ecco, questo, che poi erompono nell'atto criminale, nell'atto omicidiario. E con questo il lavoro mi chiama. Sì, vai Gabriele. Grazie mille. Laura, io ti ringrazio. Ringrazio te, mi scuso con te e con le amiche e gli amici che ci hanno ascoltato. Ma grazie anche perché soprattutto ci hai dato in diretta la notizia del ritrovamento, diciamo. Gli amici che ci ascoltano devono sapere che Laura e io apparteniamo a una razza in via di estinzione, qua dei cronisti. Sì, adesso una buona vediamo cosa succede qui. Non ti chiedo sulle ultime indiscrezioni. Risparmiamocelo per una volta. Grazie Laura e grazie a tutti che ci hanno ascoltato. Grazie, a presto. Grazie a te. E insomma, direi che oggi siamo andati alla grande, è stato prezioso perché allora non credo che lui fosse particolarmente pericoloso, nel senso che potesse uccidere, perché uno che ha fatto una strage del genere, che è fondamentalmente una strage familiare, diciamo che difficilmente uccide di nuovo, cioè non è un bandito che fa le rapine, uccide, poi evade, poi uccide di nuovo, no. Però sicuramente era considerato pericoloso socialmente, almeno da un certo punto di vista, e quindi andava monitorato. Ma poi veramente mi ha molto colpito, non so voi, questo povero sacerdote che ci aveva tanto creduto, e spesso sono i sacerdoti che intervengono nella riabilitazione, no, di questi personaggi, sia in carcere che nelle strutture. Lui ci aveva davvero creduto che si fosse riabilitato, non dico totalmente, però insomma si fosse riabilitato. Mi sembra così assurda questa vicenda, come se la casa lo richiamasse, questo abisso, perché poi questa casa è la casa dove poi è avvenuto il massacro. Quella casa comunque lui la riteneva fondamentale per ritornare ad una vita normale. Così disse quando scrisse una lettera l'anno scorso, dopo che era evaso appunto la prima volta, scrisse una lettera a Varese News dicendo voglio tornare solo a casa, voglio tornare nella mia Catrezzate, che poi è un po' assurdo perché tu non puoi pensare di tornare
a una vita normale, quando poi sanno tutti chi sei, cioè piuttosto vai in un posto dove non ti conosce nessuno, non lo so, mi sembra un po' distonico questa concezione di quello che si è fatto, delle responsabilità di quello che si è fatto, del carcere e di quello che è successo. Cioè puoi anche a un certo punto, avendo queste proprietà ancora nella tua disponibilità, le vendi e con quei soldi vai da qualche altra parte. Invece no, lui voleva tornare a casa sua, che quasi da un certo punto di vista, non lo so, adesso non sono una psicologa, ma significa quasi ok, prendetemi, così vi dimostro che voglio tornare lì. Adesso vabbè, l'hanno proprio preso e va in carcere. Ovviamente questo tema, cioè questa storia, la storia di Elia del Grande, riaccende sempre il dibattito. Adesso così lo lancio lì e magari ne parlerete poi nelle prossime trasmissioni, il dibattito sulla, diciamo, sulla possibilità che anche per gli omicidi volontari aggravati di un certo tipo, di un certo spessore, come questo, una strage, un triplice omicidio aggravato, sia possibile l'ergastolo ostativo. Cosa vuol dire? L'ergastolo, che è ergastolo, che fine pena mai. Magari in una struttura migliore che dà una riabilitazione migliore, che ha più percorsi lavorativi per chi sta da tanto tempo, per i definitivi, esempio Bollate, però almeno c'è una certezza maggiore della pena, e questo il tema è questo sempre, della certezza della pena, perché in Italia ogni anno ci sono 3 mesi di sconto per tutti i detenuti, anche coloro che hanno preso un ergastolo per un delitto efferato, e quindi significa che tu l'ergastolo, cioè è impossibile che te lo fai, esci sicuramente dopo dopo 18 anni puoi iniziare ad uscire per andare a lavorare, dopo 25 anni esci totalmente, e lui era uscito totalmente, e poi siccome appunto era stata considerata una certa pericolosità sociale, vista insomma anche la perizia di semi-infermità, l'avevano inviato in queste strutture che, voglio dire, non sono come il carcere, comunque era libero di entrare ed uscire, aveva il permesso infatti di uscire il giorno di Pasqua, avrebbe dovuto soltanto tornare alle 21. È stato visto infatti uscire con una donna ed una bambina, sembrava che si conoscessero, ha detto beh esco, poi alle 19 ha mandato un messaggio al sacerdote, questo sacerdote con cui ha parlato Gabriele, e gli ha detto tutto tranquillo, torno per le 21. Dopo un po' lui, visto che non tornava, si è subito preoccupato e ha capito probabilmente qualcosa di risolto in questa persona c'era, non c'era la totalità della redenzione cosiddetta o della rieducazione totale. Io credo che ovviamente nella nostra Costituzione il carcere sia riabilitativo per tutti, debba essere riabilitativo per tutti, debba dare una seconda possibilità a tutti, magari col lavoro, ecco, che è la cosa che di più aiuta, no, a riprendersi. Però quando ti trovi davanti a una personalità di questo tipo, non lo so. Pensiamo anche a Pietro Maso, no, che è uscito ormai, ha finito di scontare la sua pena. Lui, ricordiamo che aveva ucciso i suoi genitori per motivi economici, puramente economici, aveva organizzato questo raid con i suoi amici, aveva coinvolto anche altri amici, perché spesso il gruppo poi dopo aiuta, no, quando si è molto giovani. Ha finito di scontare la sua pena, di fatto non si è mai pentito, e addirittura le sorelle avevano detto un po' di anni fa che avevano paura anche per loro, e infatti poi diciamo una parte della proprietà l'hanno cioè è rimasta a lui, in modo che non avesse nulla da chiedere a loro, però loro un po' di paura ce l'hanno, quindi se hanno paura è perché sentono forse che questa persona totalmente non si è ricostituita, laddove invece ci sono dei casi di persone che invece riprendono una vita quasi normale. Io ad esempio ho intervistato Tino Stefanini, che è uno dei componenti della banda della Comasina, quindi diciamo adepto di Vallanzasca e dei suoi. Lui, cioè,
Stefanini era giovanissimo anche lui quando è entrato in quel giro, l'ha fatto perché gli piacevano le cose belle, le donne belle, la droga, il sesso, le macchine belle, i locali, tutte cose che non si poteva permettere a quei livelli e che solamente con le rapine avrebbe potuto permettersi. È entrato in questo giro, ha ucciso delle persone, ha ucciso dei poliziotti, e evaso tantissime volte, tant'è vero che in totale ha fatto 50 anni di carcere. Ma vi assicuro che oggi è una persona completamente nuova. E anzi, lui porta in giro il messaggio di dire ai giovani: non fate come ho fatto io, perché è da stupidi rovinarsi così, perché poi alla fine lui era anche un figlio di un barista, comunque era una famiglia anche piccolo borghese, poteva anche permettersi una vita normale, la scuola, invece no, si lascia affascinare dalla figura del bel René e da tutti i giri che lui gli proponeva, ed entra in questo circuito che poi lo porterà appunto a scontare 50 anni di carcere e evadere tantissime volte, ripeto, come anche René ha evaso tantissime volte, e poi alla fine oggi vivere una vita da nonno, da padre, abbastanza abitudinaria, va a dormire presto, non va più per locali sicuramente, e quella vita l'ha completamente dimenticata. Quindi quello che si vorrebbe è che per tutti i detenuti poi ci fosse questa riabilitazione, perché è a questo che deve servire il carcere, a rimettere nella società una persona che abbia scontato la sua pena e abbia, non dico che sia pentito, cioè, può anche non pentirsi davanti a Dio, però magari abbia scontato, abbia pagato nei confronti delle vittime, e poi quindi si dia poi ad una vita normale, bene o male, tranquilla, no? Perché ha fatto quello che doveva fare. E non sempre succede. È un tema molto, molto complicato questo qui, no, come era complicato, come sempre sono complicati i temi che riguardano la giustizia e di cui parliamo, di cui stiamo tanto dibattendo in questo periodo con i casi che si riaprono. Adesso, siccome se ne riapre uno, tutti vorrebbero che si riaprissero tutti i casi, ma non è che, insomma, non è che poi proprio non funzioni proprio niente. Secondo me invece così com'è, diciamo, il carcere funziona, dovrebbe solo essere un po' più, deve aiutare di più tutti a redimersi, perché ad esempio in un carcere grande come Bollate, su 1500 detenuti, solamente un terzo accede ai percorsi, no, riabilitativi di lavoro, o fa delle attività come il teatro, così che possano tirarlo fuori. La maggior parte sta lì nelle celle, e quando soprattutto in alcune carceri, per esempio più piccole come Pavia, dove era lui, o come Monza, dove ci sono 5-6 persone in 2 metri per 3, è normale che lì, cioè, che riabilitazione vuoi avere se uno sta tutto il giorno in cella, in una cella 2 metri per 3 e non accede a questi percorsi veramente riabilitativi. Secondo me invece bisogna ripensare proprio al carcere, fare un carcere veramente riabilitativo per tutti, e credo che ci sarebbe meno recidiva. Adesso insomma Elia Del Grande, 50 anni, ritorna in carcere. Sicuramente ci sarà un processo che determinerà una nuova pena per comunque resistenza e violenza pubblico ufficiale, che non è proprio un giochino, poi c'è il furto dell'auto, quindi qualche annetto, considerata poi la sua situazione ovviamente, credo che anche solo un anno e poi dopo ricomincerà con queste strutture riabilitative. La speranza è che insomma si possa concludere tutto nel migliore dei modi, che lui, se lui vuole tornare a casa sua, che torni a casa sua a lavorare magari, a cercare di fare una vita normale senza scappare da quella che da quella vita che poi è il suo percorso di condanna, perché cioè, alla fine ha ammazzato 3 persone e 2 erano i suoi genitori e 1 era suo fratello. Quindi in quel momento lui
Credo che l'abbia fatto anche lucidamente, anche perché aveva deciso di farlo, aveva coinvolto questo suo amico che poi non si era fatto coinvolgere, e quindi non è che è andato fuori di testa, ha preso, li ha ammazzati da un momento all'altro, no, probabilmente lo covava da tanto tempo quest'odio e voleva farlo da tanto tempo, fino a che l'ha fatto. Quando l'ha fatto però è giusto, è stato giusto che abbia pagato. Forse nel suo caso l'ergastolo avrebbe dovuto essere ostativo. Insomma, con questa riflessione oggi vi lascio e vi do appuntamento, insomma, il prossimo mercoledì. Continuate a seguirmi anche sul mio canale YouTube, La Zia in Giallo, perché stiamo trattando tanto Garlasco, e anzi oggi abbiamo anche, siccome so che ne avete parlato anche voi, abbiamo intervistato un giurista sulla questione dell'esposto presentato da Tarfusser di nuovo per tentare di riaprire il processo alla strage di Erba. Ecco, diciamo, la revisione è un istituto molto molto difficile in Italia, perché deve esserci veramente qualcosa di nuovo. Allora, nel caso di Garlasco io credo che la revisione potrà avere un senso se, come stiamo vedendo, quello che sta per succedere nella nuova indagine, diciamo, il condannato attuale verrà tolto dalla scena del crimine nella nuova indagine. Solo in quel modo potrà avere un senso la revisione, secondo me potrà essere ammessa, perché è molto molto difficile che vengano ammesse, quindi bisogna trovare davvero delle prove nuove. Prove nuove significano prove circostanziate o testimoniali, insomma non è semplice, per cui insomma vedremo quello che succederà anche per Erba, e questo non vuol dire che tutti i casi siano non c'è, che tutti siano innocenti in carcere, no, tantissimi è giusto che siano in carcere, sono colpevoli per quello che hanno fatto, e le indagini sono anche state fatte bene tante volte, oppure ci sono delle confessioni, per cui è giusto anche che delle persone scontino la loro pena nel modo migliore possibile, in modo che poi possano ritornare riabilitate nella società. Grazie e a mercoledì prossimo. Avete ascoltato Giallo Radio Club.